Chi in bocca che sta, anche arriva un bottone. No, Evita si sbande. un bottone in guerra, però non è cosa Ma sta chiù? È un'impressione. Si esprime. Ciao a tutti, ciao alla crowd. Il Palazzo della Posta, il mio sogno è questo, il mio sogno è il Palazzo della Lo vuoi Posta. comprare? Ma fa vedere la bocca. Ci Nigeria. Cioè, ragazzi, non salvo, si vuole educare. Buongiorno, 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 anche sotto la pioggia stamattina è 22 i pezzi, piove, e a mare andano leggere fra. Ragazzi, questa è una buca. Guardate, questa è una buca, questa non so. Cioè, oh, che ancora va sotto. No, va bene, Ma ti rendi guardate, ragazzi, per favore. dobbiamo stare attenti, specialmente a quelli con le moto. Stiamo che io che ti diciamo, un po' canto petka, Te, non è mezzo per loro scavo. e si trasitò bene. Caputtano. Buongiorno, 22 marzo 2018. Una bella pioggia, questa è pioggia che fa bene, ragazzi. Sì, sono Perché in estate poi i zappatoni abitano da qui, fa bene quest'acqua. ecco. Quando piove deve piovere, quando esce il sole deve uscire il sole. Il mio vecchio. Però diciamo che marzo non si smentisce mai, caro Marzo pazzerello, a noi. esce il sole con l'uccello. Per l'ombrello. L'uccello, le rondini. Le rondini sono La rondine non fa primavera. Sì, dico le rondini, mi piace una serie, loro. Degli uccelli che mi piace molto un canarello, Quello piccolino colorato. è bellissimo, no? Il suono è il coso. A me degli uccelli piace la gazzalatra, e E come io vi bianco-nero. Sì, vai, buongiorno a tutti quanti voi che ci state scrivendo, ciao Maria buongiorno a Rosa, tutti ciao quanti, Pacchi un di bacio Benedetto, a tutti quanti. Pacchi di Benedetto, ti manca Barletta, Usec, però Pacchi sta udine, però si trova bene, sta lavorando bene, è un bravo ragazzo, c'è con la sua compagna che saluto, e anche la tua piccola, un bacione. La disfida, io ci visco le show, non potevo uscire, sì, ne? Eccolo, bello, che spettacolo, ragazzi. Questo è un bellissimo No, è bellissimo. Anche se l'hanno sistemato. No, niente, non potevo uscire sopra. Andrea Di Miccolo, buongiorno al grande Francesco, la notte, alla disperata, ancora disperata si chiama. Disperata, cambia nome. Sperata d'occa. Ahir la vibrata molto. Tu, Vicino al mio locale vecchio, allora io vedi, non è perché io c'è, ok, perché mi sono ricordato la data, era il 29 gennaio, avete a casa. qua, No, andrà a ruota. a casa, cioè io dico al signor Vigile che conosco, ragazzi, le tre orecchie, perché non dico che se mi vuoi fare la multa, ok, va bene, se ho sbagliato, perché io stavo scaricando, diciamo per i bicusecci, che hanno creato. Sì, e che sta a fissare? No, e infatti. Usa per tutto che sai, a un No, bianco io stavo qua, la macchina mia stava Ce qua. la mettevi spesso. Qua, un secondo, dice, ma no, quello che dico, mettimi la bolletta, che non mi fai pagare altre 18 euro in più. Cioè io non l'ho capito. Ah, senza lasciare. Senza lasciarmi è arrivato a casa. Cioè, Ma io- non è quando parcheggiavi qua che. Sì, parcheggiavi anche. Vabbè, c'è questo quello di 5 euro. Si dà un E bel. poi così, Da Carlano. scusa. Ciao Are. Ma c'è bello. Che bello. Dove che sora? E andare a che sora? E chi è questo? Chi è questo che ti ha che sora? Ciao Marisa, buongiorno. Sotto di sciatatore, Carlo Vitale. Carlo, buongiorno.
Allora ragazzi, una cortesia. Ho saputo delle cose che io prima non sapevo. Tipo? E perché ho saputo che in pratica quelle liste che stanno appoggiando il candidato è tutta gente che viene già dalla destra, quindi passano da destra a sinistra, votano a destra, ma soprattutto buonasera, ma soprattutto c'è gente, È un buongiorno, c'è un buonasera. soprattutto c'è gente che sta al comune da 34 anni, Lello, e tutte ste. C'è gente che fa il consigliere comunale da 34 anni. 34 anni. E hanno fatto la somma ieri sera. Mi hanno piegato un calendario dalla prima elezione da 34 e questo è il nuovo. Ci avete messo nei guai. Allora è come sta canzone. È vecchio come sta canzone. Ragazzi, fate passo. Il mare non ce la facciamo. Eh sì, dicevo. Agostino, buongiorno, se vuoi ti vengo a prendere, Agostino, amico mio. Agostino, Agostino, lo numeriamo. Ho capito, ma non è capito che c'è pigliaina. Agostino, lo numeriamo, ma. Ragazzi, se volete bene a Barletta, all'Ueto da mezzo, 34 anni, basta, avete fatto l'opera vostra, basta. 34 anni e 5, 40. Ma uno può stare in una città a governare da 40 anni, zio, da 40 anni. E non è baratrice ancora da 40 anni. Come gli mega facendo la protezione, 10%. Enzo Pignatelli, buongiorno, tanto buongiorno. Luigia, buongiorno. Luigia, hai capito perché io non sopporto più Renato Zero? Luigia, io ti ho dato la mia, ma Renato Zero per me è un grande artista, ci mancherebbe altro. Però facevo tutto. Faccio tu pagliaccio, ne mi piace in un concerto, da quel giorno non lo cioè, fermo il concerto, e cioè io li stavo a fare fotografi, a quel guagno vai a fare una foto di merda, scusate. Dove sta? A Bari, io l'andevo, e dice che lo fece ad Andrea pure. Perché non vuole le foto? No, dice che non devono essere fatte le foto. Ratti. Claudio Marcianti. Ma che non li riesci? Ecco, signore. E poi come la femo? Beh, tranquillo, lo vedi? Non ce la pezzi. Sì. No, ma la cosa assurda è che venga va a ducchiare, ce ne No, vabbè, è normale, è tutto normale. Ragazzi, questo è uno dei punti caldi di Barletta, uno dei posti che io preferisco. So parlare, ragazzi. E oggi chi di voi non è venuto so parlare? Che maffè. Patronastra. E questo potete fare lo sindaco pure così. Scusa. Si potete mettere in mezzo. Ah, ma ce ne sono a 100 anni. Ricepisce. Questo pezzo si può chiamare. Ciao! Bello, ragazzi, alla grande. Ma sono 2 bancarelle diverse, 3 bancarelle diverse, che di cazzo. Buongiorno ragazzi, madonna, il paradiso di Barletta. Scusi, un menino sta a crescere, un menino. Buongiorno a te. Sta a crescere, un menino. Il ci sta rozzè. Bravo, vai. State, papà. Venite. Ciao Michelì. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi. Quindi 40 anni ragazzi e non se ne vanno, ragazzi, per il bene della città, all'Ueto da mezzo. Siete sempre voi. Cioè, appoggiate le liste, mettete le facce nuove, fate qualcosa di diverso. Zio, scusa. State a litigare. No, non è così importante. Ma la casa ragazzi dice la Barletta è sempre che vuol dire alla no, infatti Lello, tu 4 anni devi stare un mese da parte. È vero? Devi ringiovanire la tua immagine. Grande, allora c'è da Magri. No, senza ringiovanire, no, perché dopo da qua non funziona. Da dove non funziona? No.
scemavo, il mare d'inverno è un film visto a bianco e nero. C'è candente, il mare d'inverno, una nuvola che viene giù, mare, qui non viene mai nessuno a farmelo via. A proposito, a proposito di sproposito, lo sai che stanno cambiando i sensi di marcia, il senso sulle strade? Sì, dove c'era, come si chiama, dove andiamo sempre noi, praticamente a Brescia, a Mareno, come si chiama, dove c'è Braccetto. No, prima. La Porta Marina. Bravo, Porta Marina. Quando andiamo a fare la parola. È un buongiorno che voglio salutare al grande amico Raffaele Meri della pizzeria Gli Pirati. Ieri c'è Matura Cuberma, Luigi, grande Luigi, Mattone Domenico esce sabato la prima puntata che hanno fatto, una bellissima, se Carmen di Pietra sotto coscato, è vero, scoppia una. Ragazzi, il mare d'inverno, non so voi, ma mamma fece scemenì. Il mare d'inverno è favoloso, guarda il mare agitato, accostito numero, accostito nei benzini, ziolei. Mamma. Oh, è su Russia, tu chiameo, sì, un po' che pazienza. Ieri il buongiorno io me lo sono dimenticato, però poi caro siamo dimenticati. Basta la scherzare. Aveva campesso ma pendia. A Barletta doveva essere il paese di Pendia, non altro Pendia di sfida. Ma adesso hanno detto che vanno loro. Per favore ragazzi, facciamo di tutto per non lasciare questi a governare la città. Veramente ragazzi, io sono stato fuori per molto tempo, lo sai, ma mi stanno raccontando le cose, 30 anni, 40 anni, i padroni della città, ragazzi, all'uetano da mezzo, dai. E soprattutto nessuno lancia delle idee buone, parlano tutti di guerra, io invece non sacudato, non c'è uno che dice ragazzi, faccio per la città questo. Bravo Franco, nessuno dice è quello che dobbiamo valutare e dobbiamo dire. Nessuno dice facciamo un elenco, io voglio vedere un manifesto di uno che scrive farò questo e là spunte ogni tema fa una cosa. Bravo. Invece niente, 40 anni fanno storie, litigano fra di loro e ancora funziona un coso. No, la macchina non funziona. E non è più tanta multa, ce l'hai visto? No, non funziona, a parte che qua vedi, ti ricordi che c'era la macchina non funziona, vero? Mi sa che è la mattina. Non ci tocca su manca. No. Mare. Buongiorno Paola. Qui non viene mai, lo so, mica ti pare, il mare è sempre bello, il mare è sempre bello. Il mare è sempre bello. Io vi dico solo questo, cari amici, che la politica la gente l'esce forte, ma proprio l'ha schifata, proprio non la vuole proprio sentire. La dimostrazione. E la dimostrazione è stata i 5 Stelle che. No, non sono i 5 Stelle, la dimostrazione è che sono andati. La gente che è andata a votare perché non voleva lasciare la carta bianca alla Cina. E dice dimmi ce va a fare. I nostri carabinieri non ci fermano. Non ci arrestano più. Allora vedi ragazzi, di qua dovrebbe essere senso unico, perché vedi, ad andare soltanto vedi caro, che ti ha detto? Te lo dico subito, perché stanno facendo, vedi hanno tutti coperto e non so per sarà qualche sì vabbè sicuramente sarà qualche assessore che capite. Guarda ragazzi, guarda il mare oggi, che spettacolo ragazzi, questo è nel porto, vedi il mare come stai, devo pure figurate là fuori, oggi non esco ragazzi, no, non ce va sì. Mare, la mattina non funziona, dice Antonio Leone. Effettiva battone, lo vedi che Irene, buongiorno, hai visto Irene, ha imparato, Irene è più intelligente di te, ha imparato subito. Vedi la famiglia di Pietro, ne stai io che non è intelligente. Non ho detto questo. È che ognuno di noi c'è il suo. C'è un tipo di intelligenza. Ecco, bravo. Luigi c'ha la sua intelligenza, Giulio c'ha a Bonema di mia sorella Enza era la super. E poi
poi e mammina ancora te le cinghenne che sa la sindaco studia è aperto. c'è aperto È aperto. Ehi! ragazzi per questo certo lei con tante È piaciuto un baccale. lei con tante a cuberma ragazzi il mare d'inverno mamma Una cosa fantastica, ragazzi. Però una cosa, ci giochiamo americani, che No, veloce, ma sappiate che vi ho voluto bene. va bene così. Ragazzi, il mare sta a 30 cm da Banghei, zio Leo. No, è a Verca che se le città di stette a Verca zio ma c'è bene zio qual è il problema Questo è il mare adesso. ragazzi è qualcosa di eccezionale ragazzi è solo per voi di Barletta Vest vi faccio vedere queste cose E soprattutto quelli che vogliono andare a fare il sindaco, perché non venite la mattina con noi a parlare, a spiegare? Tu vieni qua, chi è il candidato sindaco? Come si chiama? Cannito, vieni qua, ti siedi con noi e ci spieghi. Cannito voglio fare questo, se li fai la proposta. Ce la facciamo ogni giorno. Ogni giorno. E oggi 70 dirette, ragazzi, io sto a spacchè, io sono tutti in elite, non una scena, Ma sei in chiave. allora l'ha capito, Questa è l'intelligenza di Pietro. Non c'ha l'intelligenza di Barlettani. quando che sti team vogliono vedere, allora tu sei un buon occhio che gli fai vedere la tua città a che sono specialmente. Il braccetto è favoloso. Però è giusto che lo chiudono secondo me zio. No, secondo me alla chiota mangiano dacchia vanno. Bravo. La soluzione c'è sempre. Pesca da dacchia perché non passa e vediamo. Giuro di me no. Ma zio? Sì ragazzi, andiamo a far fin di lavorare, 7:30. 7:30. E dici ma Manfredo è Madonna. E due Guardate questo Venezia. Si è fermata a me. Ragazzi, vedete lo sfiato. Chi ha messo quel muretto? Spieghiamo. Chi ha messo il muro di cinta della Lega Navale senza lo sfiato sotto per far andare l'acqua a mare, gli è un deficiente e a veste. I muri di recinzione sulla pendenza si fanno con lo sfiato dell'acqua da sotto. Ciuccia! Ma potresti comandare. Ciao Fedele, buongiorno! Una cosa facile, quella è una cosa che pure. Ciao Ruggero Filanino, buongiorno! A Vicky non hai visto? Sì, è stata salutata. Oh Vicky, scusami, non te. No, io la saluto più. È arrabbiato con te. Perché? Dici che tu non gli dicesti le parole. No, io non è che dicevo parole. Dissi che non dobbiamo annoiarci a salutare sempre. Ciao, Vicky, ciao e Alest. Perché Vicky saluta e dice ciao, poi più tardi dice fai la voce di Franca, dice ciao, salutami e dice ti meni al cervello, Vicky. Beh ragazzi, Don Bruno, buongiorno Don Bruno. Domani sera torna uno dei miei gioielli, Giorgio domani sera torna. Mi raccomando ragazzi, al liceo scientifico Cafiero mercoledì c'è una conferenza in inglese per i ragazzi del linguistico. Solo e solamente The Gate. Grande The Gate. In inglese ragazzi insegneremo ai ragazzi a Cadendo già facciamo vedere chi da quella a Cambridge. Siccome che ci scarica tutte le cose. È vero, andate scarpette. E tu dici scarpette. Necessitati. Ciao Maria Corcella, buongiorno. Chi non vuole Maria Corcella deve andare a vedere. C'era quella che venne dal Papa che poi non poteva venire. Maria vuole venire sempre, però c'è i problemi del lavoro. Buongiorno Maria Corcella, buongiorno, non ti preoccupare. Sì, ma numero uno, ma Maria non ti preoccupare, Maria. Salute, Maria. Non vi preoccupate ragazzi. Allora ricapitoliamo. Cerchiamo di mandare le facce nuove dopo 40 anni al comune. Allora se volete le facce nuove mettete a Ma e a Franco. No, non possiamo starci, gentiamoci per te a te. E poi ho visto le sedie della sala consigliare nuova. Bellissime. Ehi, non andrà a sedie.
sta questo problema, perché hanno questi che i braccioli non andranno. Ciao Franco, a me mi salutate. Maria Corcella va bene. Sapi Simba. Maria Che Corcella. scherzo, che sapi. Maria È Corcella, una cosa allucinante. Sta fermo. Sta qua. Invece bello più. Qua davanti. Una buona giornata a tutti da Barletta Vest, Nello Russe E Bacicci. e Bacicci The Gate, che vi vuole sempre bene. Ragazzi, Un vi saluto a abbraccio. mamma Concetta e a Luigi poi, A Luigi. che lo vediamo sempre a pranzo mentre mangiamo. È vero. Il buongiorno. Luigi ha portato a casa con suo figlio. Barletta. E ave. Ciao ragazzi, Ciao. buona giornata a tutti, anche se piove sorridete, che un giorno con il sorriso è un giorno vivo, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso. Questo diceva Charlie Chaplin. Appena Grande, grande. Ciao! Ciao a tutti! Io, 2 e 3, ciao.